mi auguro che venga posto fine a questo silenzio fragoroso che accompagna la presenza del Ministero della Giustizia in tutta questa situazione. L'auspicio del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Massimo Sonego, come quello di molti altri colleghi veneti, ha trovato una risposta nella serata di ieri con le determinazioni prese dal Consiglio dei Ministri riunito a tarda ora. Stop ai processi, sia penali che civili, relativi ai reati meno gravi su tutto il territorio nazionale fino al 31 maggio per tutelare chi lavora nelle procure e nei tribunali. In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede dalla data di entrata in vigore l'applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale, quindi di fatto sarà applicato dal 23 marzo in poi. Un altro provvedimento che va nella direzione di contenere la diffusione del coronavirus e che era stato a più riprese invocato dagli addetti ai lavori. Giustizia e sanità sul tavolo del governo, che ha autorizzato l'assunzione di 20.000 tra medici, infermieri e operatori, compresi specializzandi e pensionati, per sostenere l'attività ormai al limite dei reparti in prima linea, soprattutto nelle regioni in cui il virus è già massicciamente presente, ma anche per essere pronti al suo diffondersi nelle zone non ancora colpite. Poteri più ampi alla protezione civile, autorizzata a requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di prodotti o posti letto, oltre che di spazi dove far trascorrere la quarantena, che si aggiunge alla possibilità di requisire gli alberghi. Per potenziare i reparti di terapia intensiva sono inoltre in arrivo 5.000 impianti di ventilazione assistita. La Regione Veneto ha inoltre disposto la temporanea chiusura fino al 15 marzo delle strutture di natura semi-residenziale, sociosanitarie e sociali, comprese quelle per anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenza e con problemi di salute mentale. Sono inclusi anche i centri di sollievo per i cittadini con demenza e Parkinson. Il tutto sopperito però in caso di necessità da un sostegno domiciliare. E poi il contraccolpo per i grandi eventi, quelli non rinviabili, definitivamente annullati, come le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, che il governatore Luca Zaia ha commentato così questa mattina. La tappa della Coppa del Mondo si doveva tenere il 18 marzo e purtroppo è saltata perché le diverse federazioni sciistiche mondiali temono che i loro atleti che vengono qui non possano poi più rientrare. Vabbè, stiamo ancora vivendo la coda di una partita che è iniziata con una partita tutta di due regioni, Veneto e Lombardia, poi è diventata italiana e adesso sta finalmente uscendo questo problema dall'effetto Italia, perché la Germania comincia ad avere 600 contagiati, sta crescendo con le stesse curve dell'Italia di una settimana fa, e così la Francia. Per dire cosa? Per dire che il problema, se avessimo dovuto discutere di questi temi magari fra qualche settimana, molto probabilmente le motivazioni sarebbero state: non si fa perché comunque il mondo intero oggi deve occuparsi del coronavirus.